Grande Sud punta sull'avvocato Nicola Grillo. È lui la persona più autorevole che per il leader degli arancioni, Michele Cimino, meglio può rappresentare il cambiamento per Agrigento e per il suo elevato profilo in grado di coagulare attorno a sé il gradimento di elettori e forze politiche. Il Grande Sud è tra i soci fondatori di questo progetto con l'avvocato Nicola Grillo. Riteniamo che sia un professionista serio, impegnato nella sua attività professionale e nell'impegno anche civile con serietà e con grande interesse per la valorizzazione delle giovani generazioni. Per questo come Grande Sud abbiamo voluto spostare questo progetto e speriamo possa essere un progetto più ampio possibile. Siamo contenti del fatto che questa nostra proposta, unitamente al partito dell'onorevole Di Mauro e al partito dell'onorevole Gentile, sia una proposta condivisa anche da altri partiti e spero dai movimenti presenti in città, in modo tale che si possa dare un programma, un progetto serio, che sia un programma, un progetto di legislatura. Noi chiederemo una squadra compatta che possa amministrare per 5 anni, che possa avere un progetto chiaro e sereno nei confronti della città. Se questo progetto non dovesse andare avanti è meglio dimettersi e andare ad elezioni. Quello che abbiamo vissuto della politica altalenante o anche dei cambi di casacca è qualcosa che non vogliamo si ripeta ad Agrigento e per questo vogliamo un candidato serio, credibile e che sia impegnato con il proprio elettorato per i 5 anni che vedranno questa amministrazione. Su Nicola Grillo potrebbe esserci la convergenza anche del Popolo della Libertà, ma in questo caso non è escluso un passo indietro del Partito Democratico, che a sua volta potrebbe quindi appoggiare l'avvocato Salvatore Pennica, sostenendo il progetto E-Polis. Grande Sud ritiene indispensabile in questo momento storico unire le forze per consentire ad Agrigento di fare un passo in avanti e superare l'emergenza aggravata da anni di malgoverno. Per Agrigento Cimino rilancia l'attuale esperienza nazionale del governo Monti. Rappresenta la volontà di impegnarsi serenamente per un progetto di riscatto di questa nostra Agrigento, nella consapevolezza che bisogna ciascuno poter metterci la faccia, impegnarsi quotidianamente e non dimenticarsi delle proprie radici. Che lista presenterà ad Agrigento Grande Sud? Ma la nostra è già una lista quasi pronta che io spero di poter già la prossima settimana fare una conferenza stampa. Sono tutti giovani, motivati, professionisti, gente che vuole creare le condizioni di sviluppo di questa città, nella consapevolezza che scendere in campo direttamente è importante per il futuro dei propri figli ma anche per poter garantire il futuro del proprio lavoro.